Esattamente su questo terreno è intervenuto anche Paolo Gentiloni, il commissario europeo agli affari economici, dicendo che questo piano dell'energia rinnovabile dovrà essere finanziato in Europa dall'Unione e dai singoli paesi. E poi Gentiloni ha anche rilanciato l'idea di un piano Marshall per la ricostruzione della Ucraina, finanziato anche qui dagli Stati Uniti e dagli alleati occidentali. Roma. E a proposito di sicurezza energetica, la missione del governo in Congo e l'intesa raggiunta su nuove forniture di gas. Il ministro degli esteri Di Maio dice: così mitighiamo i costi per le famiglie. Il servizio è di Giampiero Scarpati. È l'Africa la nuova frontiera per gli approvvigionamenti energetici del nostro paese. La guerra in Ucraina sta spostando da est a sud il baricentro europeo delle forniture di gas. Su questo l'Italia è in relativo vantaggio rispetto ad altri partner come la Germania, grazie alla sua posizione geografica e alla presenza ultradecennale che Eni può vantare nel continente. Va in questo senso la missione dei ministri Di Maio e Cingolani, accompagnati dal numero 1 di Eni, Descalzi. Oggi in Congo, ieri in Angola, così mitighiamo i costi per le famiglie, dice il responsabile della Farnesina. Voglio ringraziare il Presidente del Consiglio Draghi per aver voluto fortemente questa missione, che è un obiettivo prioritario per l'Italia, in quanto richiede uno sforzo collettivo di tutto il nostro governo per ridurre la dipendenza energetica da un solo paese. Nella Repubblica Africana la delegazione italiana oggi ha firmato un accordo di 4 miliardi e mezzo di metri cubi di gas liquefatto all'anno a partire dal 2023. Un'intesa che segue quella con l'Angola di ieri, l'Algeria della settimana scorsa e anticipa accordi simili in Mozambico a maggio. L'Italia punta così a sostituire entro il 2023 la metà del gas che oggi importa dalla Russia, cioè il 40% delle nostre forniture. C'è una importante azione che il nostro governo sta facendo su questi paesi in Africa che ci consente da un lato di differenziare la fornitura di energia, di gas, ma anche dall'altro di far partire nuove tecnologie e nuovi investimenti nei settori della transizione ecologica in queste terre che hanno moltissimo da fare, moltissimo da dire in questo settore. A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. Sul tavolo torna il PNRR con il dossier SOA.